Non sarò mai un pentito e mai sarò un collaboratore di giustizia perché non ho niente da pentirmi e niente da collaborare. Quello che i giornali hanno scritto su di me sono delle falsità. Così Mario Rizzo ritratta tutto. Il 32enne è stato interrogato dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento guidata da Giovanni Minardi e ha fornito una versione che si allontana parecchio rispetto a quelle precedenti. Rizzo Favarese, alias Bacchetta, non ha un grande curriculum criminale, ha un diploma in ragioneria e il più grande problema con la legge che abbia mai avuto è stato quello di dover scontare una pena in una casa lavoro a Favignana. Il primo incontro di Rizzo con i magistrati della Procura Agrigentina avviene il 27 giugno 2018. Comincia con autoaccusarsi dell'agguato nei confronti di Saverio Sacco, un ristoratore di Porto Empedocle emigrato a Liegi, tirando in ballo anche il cognato Gerlando Russotto, 29 anni di Favara, e Salvatore Prestia, 37 anni, originario di Porto Empedocle, cognato del fratello del boss di Cosa Nostra, Gerlandino Messina. Mario Rizzo svela il movente, i nomi delle persone coinvolte e fornisce uno spaccato molto inquietante. Sacco è un empedoclino emigrato in Belgio, dove apre una pizzeria. Poco prima era stato arrestato dalla polizia belga, che aveva fatto irruzione nel suo appartamento grazie a una soffiata, trovando piantagioni di marijuana. Secondo Rizzo, la moglie di Saverio Sacco avrebbe accusato Salvatore Prestia di essere l'autore della soffiata ai poliziotti, uno sgarbo che Prestia non può accettare. Si decide allora di punirlo con un atto clamoroso. La sera del 28 aprile 2017 entra in azione un comando composto da Salvatore Prestia, Mario Rizzo, suo cognato Gerlando Rossotto alla guida dell'auto. Ad un patto, non bisogna ucciderlo ma ferirlo. Vengono sparati 3-4 colpi di pistola, nasce una colluttazione tra Sacco e Prestia, che perde l'arma. La moglie di Sacco riconosce l'attentatore nel suo compaesano. Da quel momento Prestia fugge e diventa ufficialmente latitante e verrà arrestato a Porto Empedocle. Ieri il cambio di rotta. Rizzo accusa i giornali di aver scritto fesserie e di essersi inventato tutto circa la collaborazione, che mette a verbale. È stata una falsa collaborazione con la giustizia, poi aggiunge di non aver mai incontrato Salvatore Prestia, di non conoscerlo e che le accuse mosse nei confronti del cognato rientravano in una logica di conflitti personali fra loro.